Parliamo invece adesso con Massimo Zanetti, perché abbiamo visto adesso un po' così, abbiamo visto soprattutto bosco, ma il bosco è popolato, no? Abbiamo della fauna. Quale tipo di fauna, diciamo, abita i boschi della nostra regione, montani ovviamente? Beh, innanzitutto bisogna dire che la nostra regione è al crocevia tra tre grandi regioni biogeografiche, quella alpina e centroeuropea, quella mediterranea e quella balcanica dell'est, e questo caratterizza il territorio per una varietà di ambienti, una varietà di habitat assolutamente ricca. E si pensi che nella nostra regione si va dal mare alla laguna, al Magredo, al Carso, poi fino alle cime alpine più alte. Ovviamente in questi ambienti vive una quantità, una ricchezza, una varietà di fauna che è assolutamente caratteristica. Solo tra mammiferi e uccelli in regione sono presenti oltre 600 specie e non sono nemmeno le più importanti per quanto riguarda i boschi e le foreste, perché come un po' è stato accennato da Marco Viviani, forse sono gli insetti che fanno da padroni in ambito forestale. Dicevo, una grande varietà rappresenta anche l'intera piramide ecologica, al cui vertice nel nostro territorio è presente, vive l'orso, la lince, cioè una serie di predatori che altre regioni non hanno e che in qualche misura qualificano anche i nostri boschi, la naturalità del territorio, come è stato già detto. È una situazione da un punto di vista faunistico anche estremamente dinamica, perché l'abbandono della montagna a cui si accennava poco fa, che ha provocato un cambiamento degli ambienti, un imboschimento dei prati e dei pascoli, ha provocato ad esempio dapprima un forte incremento delle popolazioni di capriolo che amano appunto le zone ecotonali di passaggio tra lo spazio aperto e il bosco, e quindi ha trovato un ambiente estremamente favorevole. Ora che questi spazi vanno chiudendosi, le popolazioni di capriolo non hanno più questo boom demografico, invece cominciano ad essere più presenti specie più tipicamente forestali, come il cervo in determinati ambienti o il cinghiale in altri ambienti.